La UEFA ha deciso di sospendere le amichevoli delle nazionali previste a giugno per far spazio a campionati, Champions League ed Europa League. La scelta, concordata insieme ai segretari generali delle 55 federazioni, vuole essere un primo tentativo di riorganizzare la stagione dopo lo stop per il coronavirus che ha interrotto bruscamente sia le gare nazionali che internazionali. I vertici inoltre stanno considerando l'ipotesi di disputare le coppe europee anche a luglio e agosto, competizioni che la UEFA vorrebbe concludere anche se qualche torneo nazionale non dovesse ripartire. Se si riprenderà il campionato, così come la maggior parte delle attività in Italia dopo l'emergenza coronavirus, lo si farà gradualmente e con misure di cautela importanti. Una delle ipotesi più accreditata sarà quella di finire la Serie A giocando a porte chiuse. Il presidente della Lega D'Alpino e l'amministratore delegato De Siervo non rifiutano nessuna soluzione e sono in costante contatto con la FIGC e le altre leghe europee. Il tema del taglio e del congelamento degli stipendi è quello maggiormente sotto la luce dei riflettori, ma la questione dei calendari non è secondaria e sarà il tema principale del meeting organizzato dalla UEFA con le 55 federazioni del vecchio continente. 3 le ipotesi di calendario, la più ottimistica, ovvero ripartenza a metà maggio, quella più realistica, via a fine maggio inizio giugno, e quella più pessimistica, ovvero ripresa entro la fine di giugno. La stagione 2020-2021 inizierà quindi in base a quando finirà il 2019-2020. Da fine agosto a metà settembre ogni data potrebbe essere buona. La Liga Spagnola ha ipotizzato di giocare anche nella pausa natalizia, come succede da sempre in Inghilterra. Durante un'intervista ad AFA Play, Paulo Dybala ha descritto più in dettaglio la malattia. Avevo una brutta tosse, mi sentivo stanco e quando dormivo sentivo freddo. Avevamo mal di testa, ma era consigliabile non prendere nulla, ha raccontato il giocatore. L'attaccante della Juventus è risultato positivo al coronavirus lo scorso 21 marzo, ma secondo quanto rivelato da Oriana Sabatini al portale della rivista Caras, accusa ancora tosse e difficoltà respiratorie. La ragazza di Dybala, anche lei positiva ma sulla via della guarigione, ha affrontato la quarantena insieme al calciatore in Italia, nonostante ad un certo punto i due abbiano pensato di lasciare il paese. Volevamo andare a Dubai dove non c'è pericolo, perché qui in Italia la situazione è difficile, ha raccontato la Sabatini. Poi abbiamo scartato l'idea. La cosa più saggia da fare è stare a casa e aspettare che tutto finisca. Nuovo attacco di Arturo Diaconale alla Juventus. Durante un'intervista a Radio.Nuovo, il direttore della comunicazione della Lazio ha criticato duramente la società bianconera per il modo in cui ha gestito il taglio agli ingaggi, misura attuata per far fronte alle ripercussioni economiche dell'emergenza coronavirus. 90 milioni di risparmio della Juventus? Loro hanno curato i propri interessi. Magari se l'avesse concordato con le altre società e con i calciatori sarebbe diventata una misura equa, così riguarda soltanto loro. La Lazio prenderà una decisione insieme a tutte le altre compagini, ha affermato Diaconale, che poi ha aggiunto: mi sembra che tutti coloro che sostengano che il campionato è ormai morto non tengano in considerazione di un particolare molto importante. Gran parte delle società di Serie A sono quotate in borsa e queste affermazioni sono un colpo per le quotazioni. Il problema sono quelli che si ammantano di ipocrisia per perseguire i propri interessi.